Parliamo di experience e lo facciamo con Massimiliano Pirello CIA. Buongiorno Massimiliano, anzi buonasera data l'ora. Raccontaci un attimo di quello che fai, di cosa ti occupi di queste experience. Allora, in poche parole, come CIA ci siamo detti come riportare la gente all'interno dell'ambiente rurale, no? Dopo il Covid soprattutto, che ci hanno insegnato molto che le persone volevano tornare in ambienti aperti, quindi cibo All'aperto. genuino e quant'altro, abbiamo deciso di provare a creare quindi dei collegamenti tra varie aziende agricole, quindi mettere insieme più imprenditori che potessero dare quindi la possibilità alle persone di provare i propri prodotti e provare quindi cos'è la vita contadina. Come abbiamo fatto? Contattando delle guide locali, hanno quindi creato il percorso, abbiamo dato le aziende agricole, loro hanno creato il percorso e hanno fatto poi i pacchetti che sono andati molto bene, molto bene. Siamo già alla quarta edizione. Ecco, quindi già la quarta edizione, Sì, quindi sì. diciamo già abbastanza collaudata, Molto no? collaudata, molto collaudata. Proprio uno ieri, l'ultima è stata ieri. Proprio fresca fresca, come Sì, si suol dire. E le prospettive future, quindi? Collegandoci future, appunto a questa convention di oggi. ovviamente è di fare sempre più attività. Abbiamo ad esempio anche già fatto e già in testa di fare altre edizioni di yoga all'interno delle aziende agricole, quindi attività anche sportive da poter coniugare quindi col buon cibo, con la buona aria, con l'ambiente. Assolutamente, quindi salute, benessere, buon cibo, attività fisica e che altro dire. Grazie Viva la Massimiliano. Viva la CIA. Grazie.